paese che devono essere accolti come ogni bambino che si trovi senza genitori in un qualunque paese del mondo, e con ciò mi riferisco anche a qualcosa che sta accadendo in altre parti del mondo e che va censurato e che censuro, come ogni bambino nostro che ha problemi, nostro diciamo cittadino italiano, che ha problemi di integrazione perché è diversamente abile, perché ha delle capacità o delle incapacità che non sono comuni e che va portato dalla scuola, da chi ha il dovere di insegnare, a raggiungere quello sviluppo che ogni persona deve raggiungere. Dal bambino nostro che è italiano, che soffre disagio economico, sociale, familiare, che spesso deve trovare nella scuola quel fondamento educativo, quella capacità di inserirlo e di collegarlo con gli altri che non si trova, dal nostro ordinamento giudiziario, che devo dire ancora ha un ordinamento penitenziario che non è adeguato alle esigenze educative dei minori, alla necessità di realizzare quella inclusione e diciamo commistione tra tutti i ragazzi del mondo e del nostro paese, tra i ragazzi che arrivano e quelli che vi risiedono, che è il compito che noi cercheremo, il corso cercherà di realizzare. È una sfida che riguarda un qualcosa di molto importante, che riguarda anche un tema che oggi ci proponiamo per i nostri ragazzi, i ragazzi italiani, quelli di una scuola che talvolta è inadeguata alla crescita che questi ragazzi esprimono in maniera maldestra, opponendosi, contrastando, adottando modelli che noi non condividiamo perché non rappresentano le nostre convinzioni e che gli insegnanti devono imparare a gestire, devono gestire nel senso di dare a ciascuno la possibilità di realizzare il meglio di se stesso per il migliore interesse di ogni bambino. Io vi accompagnerò attenta, cercherò di seguire anche qualcheduna delle vostre dei vostri moduli, parteciperò in particolare ad un modulo che riguarda i minori stranieri non accompagnati, sarò sempre vigile su tutte le attività che voi svolgerete nell'ambito della vostra vita professionale. Grazie di quello che farete.